Buongiorno, benvenuti a questa prima edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Condannata a 13 anni e 4 mesi di carcere, Lorena Lancieri, la vivandiera di Matteo Messina Denaro, coprì la latitanza del boss insieme al marito Emanuela Bonafede, condannato a quasi 7 anni di carcere. 200 passi per ricordare Delia e Maria. A Naro la marcia silenziosa dopo il femminicidio delle due romene, attesa per i funerali. A Palermo nuova udienza nel processo Open Arms. Salvini si difende per aver impedito nel 2019 ai migranti di sbarcare. Un anno senza Fratel Biagio, Palermo lo ricorda con un nuovo murale sul libro e un annullo speciale delle poste. Ha insegnato il valore dell'obbedienza e della missione Carità e Speranza. Catania, ancora un raid vandalico a scuola nel quartiere Librino, il secondo nello stesso asilo in 10 giorni. Aule a soqquadro, distrutti riscaldamenti per rubare rame, al freddo gli alunni, insegnante e personale della scuola. Calcio siciliane tra campionato e mercato, il Catania attende in serata del Brindisi al Massimino, Messina in casa della Casertana, in B, Palermo in trasferta sul campo della Cittadella. Buongiorno e ancora ben trovati. Condannati dal GUP i vivandieri del boss Matteo Messina Denaro ad un anno dall'arresto del capomafia. Altri due fiancheggiatori dell'ormai defunto boss vengono condannati per averne favorito la latitanza. Il servizio di Laura Spanò. A marzo dello scorso anno i coniugi Bonafede e Lancieri furono arrestati dal Rosso a Campobello di Mazzara, accusati di essere stati i vivandieri del boss Matteo Messina Denaro. Il GUP di Palermo ha condannato a 13 anni e 4 mesi in abbreviato per concorso esterno in un'associazione mafiosa Lorena Lancieri. Alla donna, legata sentimentalmente al capomafia, era stato contestato inizialmente il favoreggiamento. Nel corso delle indagini l'accusa però è stata modificata. A 6 anni e 8 mesi è stato condannato invece il marito Emanuele Bonafede, imputato di favoreggiamento e procurato in osservanza della pena. I due coniugi avrebbero accolto e accudito nella loro casa a Campobello di Mazzara l'allora latitante Matteo Messina Denaro, deceduto lo scorso 25 settembre mentre era ricercato. I due furono arrestati con l'accusa di aver ospitato più volte a casa il latitante a pranzo e a cena. Una telecamera installata presso un negozio aveva ripreso infatti Messina Denaro che entrava e usciva dall'abitazione dei coniugi Bonafede e Lancieri mentre loro a turno controllavano la strada. Dopo l'arresto del latitante, la coppia si era presentata ai carabinieri dicendo di essere rimasti sorpresi nel vedere Matteo Messina Denaro in TV. Avevano raccontato che erano convinti che si chiamasse Francesco Salsi e di essere un medico in pensione, e di tanto in tanto veniva a casa loro a pranzare. Lorena Lancieri però sapeva bene che quello del medico Salsi era l'alias del boss, tanto che in un pizzino dove si firmava la tua diletta gli scrive: sei un grande, anche se non fossi MD, averti conosciuto è un privilegio, peccato per chi non ha potuto. E adesso a Naro si sono svolti le commemorazioni per le due donne uccise una settimana fa da un 24enne. Ieri appunto la marcia dei 200 passi che seguiamo in questo servizio di Davide Sardo. Un centinaio di persone si sono radunate per partecipare alla marcia di solidarietà e di riflessione a seguito dell'omicidio delle due donne rumene a Naro, Delia Zarnisco e Maria Rus, uccise da un connazionale lo scorso 5 gennaio nelle loro abitazioni nel centro storico della città del Barocco. Tanti naresi e altrettanti connazionali delle vittime hanno raggiunto piazza Cesare Battisti, innanzi alla chiesa di Sant'Erasmo, per un momento di raccoglimento e di preghiera. Presenti anche i familiari delle due donne barbaramente assassinate. Non lo posso perdonare, va, mi dispiace, no. Perché non mi darò pace fino a quando lui non avrà quella, come dire, quella condanna, fino a quando, no, non lo perdono. Anche che sua mamma si è fermata, ha chiesto scusa per lui, ha detto mi dispiace, mica è colpa di sua mamma, non le ha detto sua mamma vai a ammazzare quella, giusto? Però perdono no.
Poi si sono incamminati in silenzio verso i luoghi degli efferati delitti in via Vinci e vicolo Avenia, distanti tra essi poco meno di 200 metri. Ed ecco perché il sindaco Maria Brandara, che ha promosso l'iniziativa, l'ha intitolata La Marcia dei 200 Passi. Le due case sono state omaggiate simbolicamente con dei fiori. Stop alla violenza. Non è più pensabile che continuiamo a piangere le morti di donne assassinate in questo modo soprattutto. Che vedete, sì, femminicidi ne sentiamo tanti, molti ci sono stati delle situazioni veramente brutte, qua ne abbiamo avuto 2 nella stessa notte. Dopo la marcia dei 200 passi sono adesso attesi i funerali che si terranno in giorni e luoghi diversi. Sabato pomeriggio nella chiesa di Sant'Erasmo saranno celebrati quelli di Delia Zarnisco, che era cattolica. La salma della donna sarà tumulata al cimitero di Naro. Lunedì pomeriggio invece nella casa del commiato Ferraro sarà reso l'ultimo saluto, secondo il rito ortodosso, all'altra romena assassinata, Maria Rus, che sarà poi sepolta in Romania. Per entrambi i giorni a Naro sarà lutto cittadino. Adesso parliamo del processo Open Arms. Ha deposto il ministro Matteo Salvini a Palermo nell'aula bunker del Lucerdone. Ci racconta tutto in questo servizio Marco Gulla. Nessun sequestro di persona, Matteo Salvini si difende e fa muro. Il leader della Lega, vice premier, è imputato nel processo Open Arms per sequestro di persona e rifiuto d'atti d'ufficio e per aver impedito, quando era ministro dell'interno, lo sbarco dei migranti salvati dalla nave dell'ONG spagnola. Salvini si difende e oggi nel corso della sua deposizione in udienza nell'aula bunker del carcere Lucerdone ribadisce: ma che sequestro di persona, ha detto, si faceva prima la redistribuzione in Europa e poi lo sbarco era una modalità operativa adottata dai governi Conte 1 e 2, sempre garantendo la sicurezza delle vite umane e puntando al coinvolgimento delle istituzioni europee. La mia posizione era condivisa a livello politico e istituzionale. Quella sulle politiche migratorie tra il 2018 e il 2019 era un'operatività condivisa dall'intero governo, ha detto Salvini durante le dichiarazioni spontanee. Prima dell'udienza, Oscar Camps, fondatore di Open Arms, parlando con i giornalisti invece ha detto: da questo processo mi aspetto giustizia. Oggi declara Salvini? Siamo qui davanti all'aula bunker a Palermo per il processo contro Matteo Salvini, che oggi farà delle dichiarazioni. Tutto l'ex governo ha dichiarato e constatato che fu una sua decisione personale di infliggere questo castigo a 160 persone, privandole di assistenza necessaria e tenendole in mare. Aspettiamo di sentire la sua versione. Già sappiamo che il governo non sostenne la sua decisione e che fu una sua decisione personale. 60 persone durante 20 giorni, no? Salvini nel corso dell'udienza ha anche detto: non ho mai vietato lo sbarco di un minore in 631 sbarchi durante il mio mandato di ministro dell'interno. La competenza sullo stato di salute era di altri e in quel caso abbiamo concesso lo sbarco dei minori una volta nominati tutori. E ieri sera, ospite di un programma della RAI, ha parlato l'attore americano Richard Gere, che allora salì sulla nave Open Arms per portare aiuti. Io, testimone al processo Salvini su Open Arms, ha detto: no, ho preferito un intervento a distanza, ho offerto una testimonianza scritta, ma non è stata accettata. Non è facile, dice l'attore, arrivare a Palermo. È importante esprimersi su quanto stava accadendo, secondo lui, appunto su quella nave. Le persone che si occupavano di Open Arms, dice Richard Gere, le avevo incontrate anni prima, ero rimasto commosso dal loro intervento nel Mediterraneo e decisi di intervenire perché avevo sentito dell'approvazione di una legge crudele contro cui e secondo cui la nave non poteva entrare a Lampedusa. Queste insomma le parole dell'attore americano Richard Gere. Adesso cambiamo argomento. Primo anniversario della scomparsa di Fratel Biagio Conte, il missionario laico che tanto ha fatto, secondo quanto dicono i palermitani, proprio per la città di Palermo. Il servizio. L'uomo che riuscì a far sedere al tavolo degli ultimi a Palermo Papa Francesco, ma anche cardinali e arcivescovi. L'uomo che piegò le fredde logiche della pubblica amministrazione alle esigenze dei senza tetto, dei senza cibo. Così lo ricorda la città di Palermo nel giorno del primo anno senza Fratel Biagio. La città, le istituzioni, la Chiesa oggi ricordano quell'uomo fiero e generoso che ha immolato la propria esistenza agli ultimi. Primo anniversario della nascita in cielo di Fratel Biagio lo hanno chiamato. Da 3 giorni proliferano le iniziative
iniziative della presentazione del libro Posso chiamarti fratello, che ne racconta la vita, fino alla realizzazione di un muralis, il secondo dedicato a lui, passando per lo speciale annullo postale. Fratel Biagio manca, come ricorda Riccardo Rossi della missione Speranza e Carità. Tantissimo, però mi ha insegnato tante cose, quindi tra cui che è fondante per esempio l'ubbidienza a chi è il nostro superiore. Noi dobbiamo agire con amore e non rispondere col male. La giornata culmina nella chiesa, casa di preghiera per tutti i popoli, proprio in via Decollati, la missione di Biagio Conte, con la celebrazione eucaristica presieduta dall'arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice, con la partecipazione degli arcivescovi e dei vescovi di tutta la Sicilia. Scuole di frontiera a Catania dopo il raid alla scuola Brancati, presa di mira stavolta il plesso della Campanella a Sturzo, rubati ancora una volta i condizionatori. Allora l'assessore alla scuola del Comune di Catania dice non possiamo più sostituirli, servono un presidio e la collaborazione della gente. Tonino De Mana. 5 incursioni vandaliche in 6 mesi, le ultime 2 in appena 10 giorni e che arrivano dopo il raid incendiario alla Vitaliano Brancati di Catania. Il 2024 si apre all'insegna della distruzione anche alla Campanella Sturzo di Librino, dove ignoti hanno nuovamente preso di mira il polo dell'infanzia di Viale Castagnola. Questa volta sono entrati dal tetto, hanno utilizzato una transenna come scala per poi sfondare la porta di una delle classi che naturalmente sono state messe a soqquadro. 7 in tutto le aule visitate dai balordi e 7 le aule rimaste inevitabilmente senza riscaldamento. Si ruba per pochi euro, magari per rivendere il rame dell'impianto di climatizzazione, e così si lasciano al freddo alunni, insegnanti e personale scolastico. Dobbiamo trovare una soluzione, la soluzione non è rimontare subito i climatizzatori, ma trovare una soluzione insieme con la città, col sindaco, affinché questi atti non avvengano più, perché è solo ed esclusivamente un bene per chi ruba sostituire il climatizzatore diventato. Nell'immediato quale potrebbe essere la soluzione? Bisogna aumentare un presidio qui all'interno della zona e chiedere alla cittadinanza, per bene, che ce n'è veramente tanto a quel Librino, di dare una mano, un contributo e segnalare quando si vede qualche malvivente che entra in queste scuole. Assessore, perché a Librino vengono depredate le scuole? Questo me lo chiedo anche io. E prosegue la DAD alla Vitaliano Brancati, che, se non ci saranno intoppi, riaprirà lunedì mattina. Intanto è stata anche danneggiata la bacheca antistante la parrocchia Padre Pio di San Giorgio, un altro vile gesto che lascia attonita la comunità. Incubo sosta selvaggia sempre a Catania, dal caos del Policlinico all'anarchia davanti al nuovo ospedale Garibaldi di Inesima. L'inciviltà sembra regnare sovrana, anche perché mancano i vigili urbani. Il servizio. Tra ZTL ancora da mettere in funzione, già vandalizzata, e la cronica carenza di vigili urbani, Catania fa i conti con la sosta selvaggia, un male incurabile che non si riesce a debellare. Forse manca il pugno duro, ovvero le sanzioni agli automobilisti indisciplinati. Di sicuro scarseggia il senso civico, visto che molti catanesi continuano a non rispettare le regole, in questo caso del codice stradale. Dall'anarchia in via Santa Sofia, con gravi criticità davanti al pronto soccorso del Policlinico, al nuovo Garibaldi di Inesima, il quadro è simile e al tempo stesso desolante. Quella che vedete è una colonna di auto, tutte rigorosamente in sosta vietata e tutte parcheggiate sotto i cartelli di divieto di sosta e fermata. Segnaletica pressoché inutile, con il passaggio pedonale inutilizzabile perché invaso dalle auto, mentre chi deve muoversi a piedi ha solo una soluzione: passare tra i mezzi in transito, con il rischio di essere investiti o comunque di intralciare una viabilità già di per sé caotica. Eppure ci troviamo davanti all'ingresso principale di una nota struttura ospedaliera, ma chi deve garantire i controlli non lo fa in maniera adeguata o non lo fa proprio. A microfoni spenti abbiamo sentito diversi operatori dell'ospedale che ci confermano di non aver mai visto un presidio dei vigili urbani. La conferma arriva dall'elevato numero di auto in divieto di sosta. Evidentemente da queste parti le multe sono davvero un optional. Adesso ascoltate questa notizia: visse 13 anni con una garza dimenticata nel torace durante un intervento in una clinica di Palermo. Adesso la struttura ospedaliera, nella quale era stato operato il 76enne originario del Messinese, è stata condannata a pagare quasi 1,5 milioni di euro agli eredi dell'uomo, più le spese per la condotta negligente dei suoi sanitari.
Aumentano gli stanziamenti della regione siciliana per il contrasto alla violenza di genere, oltre alla nuova legge per l'assunzione diretta delle vittime e degli orfani. Nella finanziaria del 2024 c'è €1 milione in più per le case rifugio per le donne maltrattate. Servizio di Manlio Viola. Non solo una legge per l'assunzione diretta degli orfani di femminicidio e delle donne segnate da menomazioni permanenti a seguito di un'aggressione di questa natura. La regione siciliana mette in campo €1 milione in più nella lotta alla violenza di genere. In attesa che la norma sulle assunzioni diventi legge e poi passi il vaglio di legittimità costituzionale dove potrebbe arenarsi, la Sicilia mette in campo altre risorse, queste certamente coerenti con l'obiettivo. Ma anche se aumentate, le risorse restano comunque poca cosa. Poco meno di €2,5 milioni in tutto. Tra queste quasi €1 milione in più destinato ai centri antiviolenza e alle case rifugio. Il budget iniziale previsto dal governo nel testo esitato dalla Giunta nel novembre scorso era invariato rispetto al 2023, poco meno di €1,5 milioni ai comuni che a loro volta si occupano poi di trasferirli ai centri antiviolenza e alle case in cui le donne vittime di violenza di genere possono abitare insieme ai figli per sfuggire a quelle violenze. In aula questo budget è stato aumentato di €1 milione. Resta invariata invece la disponibilità economica per il cosiddetto reddito di libertà, un sussidio riconosciuto alle vittime per 1 anno per dar loro il tempo di rimettersi in piedi dopo una violenza o dopo aver abbandonato un marito o un compagno violento. Il reddito di libertà introdotto durante il Covid viene garantito dallo Stato anche nel 2024 e la Regione integra le risorse in alcuni casi. Qualcosa si muove nella lotta alla violenza di genere, ma forse non sempre nella direzione giusta. Nuovi dispositivi ad alta tecnologia all'ospedale San Marco di Catania con la nuova sala ibrida, il braccio robotico e la risonanza magnetica. Il servizio di Eva Spampinato. Quella che vedete è la nuova sala ibrida, tra le pochissime in Italia all'interno di un blocco operatorio, ed è pronta ad accogliere i pazienti dell'ospedale San Marco di Catania. Grande 80 metri quadri, attrezzata con dispositivi di ultima generazione, dal braccio robotico all'angiografo biplano al tomografo TC portatile, consentirà maggiore precisione e minori tempi di intervento. Questa tipologia di sala è la tipologia probabilmente di sala del futuro. Studiata per affrontare in un'unica sede interventi rischiosi, è organizzata secondo un modello innovativo polifunzionale che unisce attività endovascolari a quelle chirurgiche. La percezione delle immagini stesse determina una maggiore sicurezza nella procedura, una maggiore definizione e quindi un minor rischio per il paziente. Quello che vedete è un braccio robotico che viene collegato a un sistema di neuronavigazione guidato da sistemi ottici. Il vantaggio è quello di ridurre, di rendere questo tipo di chirurgia quasi infallibile. Aumenta in modo esponenziale la sicurezza per il paziente, ma cosa ancora più importante, aumenta la sicurezza sia per il paziente sia per l'equipe operatoria, perché di fatto si aboliscono le radiazioni. Ma la sala ibrida non è l'unica novità ad alta tecnologia arrivata qui al San Marco. La risonanza magnetica 3 Tesla è una delle apparecchiature più performanti che esistono in Italia ed è 1,5 volte superiore alla risonanza che tutti conoscono. Capacità di indagine sulle cose spaziale e temporale che migliora la qualità dell'immagine, la risposta in termini clinico-diagnostici. Tra le mete turistiche da non perdere, secondo un noto portale di viaggi tra i più famosi al mondo, c'è anche Messina. Sentiamo perché. Francesco Triolo. Messina è una delle 10 mete turistiche da non perdere nel 2024. A dirlo è il portale Visit Italy, primo canale di promozione turistica indipendente dell'Italia nel mondo, unica località siciliana inserita in questa speciale graduatoria che sta facendo il giro del web. Col Messina anche la calabrese Tropea e località come Courmayeur, Maranello, Mantova, Bari o l'isola di Sant'Antioco. Per Messina, definita porta della Sicilia, spiegano come negli ultimi anni abbia seguito un percorso di promozione del territorio particolarmente efficace attraverso lo sviluppo di meeting dedicati per presentarsi agli operatori internazionali del settore, ma anche implementando la propria presenza online con un portale che racconta gli itinerari e le esperienze che i visitatori possono vivere in città. Questo è un grande motivo, credo, di orgoglio, che paga un lavoro che parte da non molto lontano, dal 2019 di fatto, rispetto al fatto che la nostra città merita, e questo lo stiamo vedendo giorno per giorno, di salire agli onori della cronaca per un comparto che è quello del turismo, che mai in tanti anni era stato valutato come è stato valutato in
questi ultimi anni. E quindi i luoghi dalla cattedrale all'orologio astronomico, il belvedere di Cristo Re, i dintorni tra chiese, palazzi e spiagge. Ma adesso tocca ai messinesi. Noi stiamo impegnandoci in tutti i modi per renderla pulita sicuramente, rispettosa delle regole, la stiamo tra virgolette rendendo perché già era pronta a essere città turistica. A tutti i miei concittadini chiedo quello che chiedo da 1 anno e mezzo, cioè il rispetto della cosa pubblica. Se tutti noi riusciamo davvero a fare quel piccolo diciamo così, il lavoro che ci compete, mantenendo la nostra città pulita, senza doppie file, senza creare quei piccoli disservizi giornalieri, probabilmente sarebbe una città ancora migliore di come già lo è. Adesso ci fermiamo per una piccola pausa, poi il calcio. Bentrovati, nella seconda parte del nostro telegiornale di questa mattina parliamo di calcio. Partiamo con il Palermo che oggi alle 14 sarà in campo al Tombolato contro il Cittadella. Il servizio è di Marco Ulla. Si riparte, prima fatica del 2024 per il Palermo che oggi alle 14 sul campo del Cittadella proverà ad iniziare l'anno e il girone di ritorno con la marcia già ingranata. Al Tombolato non sarà affatto facile, il Cittadella ha già vinto al Barbera e rappresenta una formazione solida e difficile da battere. È una squadra temibile, forte, l'avete visto dentro questo campionato, è partita con qualche alto e basso, invece ha finito in crescendo negli ultimi 3 mesi, sta facendo molto bene, è consapevole. È una squadra che conosce molto bene la categoria, che negli ultimi 10 anni, almeno 7-8 anni, ha lottato per il vertice, arrivando 2 volte in finale playoff, e dunque questo sintetizza quello che è il valore della squadra che andremo a affrontare e ne abbiamo la piena consapevolezza di cosa servirà per fare un grande risultato. Probabile formazione: in porta giocherà Pigliacelli, in difesa il quartetto sarà composto da Graves a destra, Ceccaroni e Nedelciaro al centro e Lund a sinistra. A centrocampo la scelta ricadrà ancora sulla fisicità con Gomez, Henderson e Segre. In attacco zero dubbi con Insigne a sinistra, Di Francesco a destra e Brunori al centro. Sugli ultimi 4 risultati utili di fila dei rosanero c'è sicuramente lo zampino degli esterni offensivi, letteralmente rinati dopo una prima metà di campionato vissuta nella penombra. Al Tombolato oggi oltre 1500 tifosi del Palermo. Adesso parliamo del Messina che giocherà in trasferta contro la Casertana che occupa le posizioni alte della classifica. La squadra giallorossa deve fare i conti con gli infortuni. Servizio di Sergio Colosi. La partita del Pinto a porte chiuse contro la Casertana sembra quasi un dettaglio rispetto alla settimana vissuta dal Messina. Un mercato fin qui a dir poco deludente, con il presidente Pietro Sciotto protagonista in negativo e in rottura con la tifoseria, e i continui contrasti tra società e area tecnica rischiano di rendere ancora più complicato il compito della squadra di Modica, attesa dalla vice capolista insieme al Picerno e che in classifica ha conquistato il doppio dei punti del Messina, 38 contro 19. Stadio Pinto senza tifosi per un turno di stop dopo gli incidenti contro il Foggia. Con un organico ridotto all'osso, le squalifiche di Ortisi e Scafetta, soprattutto il primo, e i problemi fisici di Frisen e Lia pesano non poco. Polito si adatterà a sinistra, come se la Casertana, con Montalto recuperato dal primo minuto, già non avesse parecchie soluzioni offensive per mettere in crisi il dispositivo giallorosso, mentre i neoarrivati in prestito Samuele Zona ed Edoardo Piana sono convocati e allungano la batteria degli under tanto cari a Sciotto. In attacco Zun, a segno nella sconfitta contro l'audace Cerignola, potrebbe avere un'altra chance con Rosafio e Ragusa dall'inizio, probabile panchina per Pleshed e Mausso. Il telegiornale finisce qui, vi ringraziamo per averci seguito e vi ricordiamo che la prossima edizione di TG Sicilia andrà in onda alle 13:30. Grazie e buon proseguimento di giornata a tutti.